Buonasera! Buonasera! Benvenuti, vai Copernico! Così mi piace! Copernico, benvenuti a tutti, agli amici in sala, agli amici a casa. Copernico, la rivoluzione genovese. Genova, la nostra città, una città che come tutte le altre ha dei grandi problemi. È innegabile, sì. noi problemi ne abbiamo tanti e ce li Però teniamo. un problema noi non lo abbiamo. Sì, quello della sanità. No, non lo abbiamo perché a Genova abbiamo ospedali grandissimi, ma anche piccoli ospedali che funzionano bene. Sì, le realtà locali dove la gente va perché si trova proprio quasi a casa sua. Sì, per esempio ce n'è uno qui nell'entroterra, Genova Pontedecimo, che è molto bello, lo stanno ristrutturando tutto, sì. Cioè l'ospedale sta cadendo a pezzi, però dentro ha degli ascensori, ma degli ascensori che funzionano belli, con acciaio inossidabile, meraviglioso. Con il richiamo vocale, cioè tu pigi i tasti e senti la voce che parla. Oltretutto le voci costano un sacco di soldi, quindi uno si immagina che, insomma, voglio dire, ci sia una voce... Che tu entri e fai 1, 2, 3, senti... benvenuti all'ospedale Pontedecimo in provincia di Genova. Siamo lieti di vedervi entrare nel nostro nosocomio. Grazie. Per l'ingresso non ci sono problemi, per quanto riguarda l'uscita... dipende dal chirurgo. No, non è così. In effetti avrebbero dovuto mettere una voce impostata, però costano. E allora pare che abbiano preso un contadino dell'entroterra, lo hanno messo davanti a un microfono, ha schiacciato play e rec e se andate lì e pigiate i 3 tasti dell'ascensore sentirete 1, 2, 3. Zoom. L'ascensore sale. Zoom. Primo piano. Zoom. L'ascensore sale. Zoom. Secondo piano. Zoom. L'ascensore sale. Qui il massimo. Zoom. Terzo piano, ma bisogna che scendi perché non ce n'è più piani, li abbiamo finiti, c'è rimasta la belina di terrazza. Se ti vuoi imbellinare dalla terrazza, no problemi tuoi, non venirci poi a chiedere a noi cosa dobbiamo fare. Noi pensavamo che questo fosse un patrimonio mondiale della comicità, invece l'hanno tolta sta voce un paio di settimane fa, non c'è più. Non sappiamo più dove sia finita, anzi in realtà lo sappiamo. Perché siamo andati a trovare un amico a Sanremo, noi in ospedale, ricoverato lì, entriamo in questo ospedale, entriamo appunto nell'ascensore, 1, 2, 3, 4, zoom. L'ascensore sale, ve li fa le tournée! Come i Pink Floyd, ve li lo stanno mandando in giro in tutti gli ospedali, adesso pare che faccia anche il forum di Assago a Milano. Fa le date, non ce l'ha più, è una cosa bestiale. E in più i nostri ospedali sono strasicuri, anche per chi va a trovare i parenti in ospedale. Noi abbiamo rubato, abbiamo preso a prestito queste norme pratiche in caso di evacuazione, cioè se c'è un incendio come ti devi comportare. L'abbiamo presa in prestito in un ospedale del quale non facciamo il nome per non rovinare l'immagine dell'ospedale di Arenzano vicino a Genova. Però è una cosa importante perché è noto che quando scoppia l'incendio noi italiani cosa facciamo? La prima cosa dice, ma c'è un incendio, portate via le balle! No, aspetta, prima dobbiamo leggere tutte le norme perché dobbiamo essere precisi. No, vabbè, non fanno spiritoso, hanno fatto un disegno, un simbolo grafico che ti fa capire in un attimo che cosa devi fare. Cioè lì è la grandezza, vedete, la grandezza del genio italiano. Spieghiamo, c'è disegnato un fuoco in basso lì. Quindi fate conto, il fuoco che arde qua, poi c'è un omino che corre un po'. Da noi a Genova si dice un po' bullicciato, un po' frufru. Un po' frufru che si vede e proprio una che corre. grande freccia che indica là. Cioè, attenzione, quindi il meccanismo mentale è immediato, perché uno ti dice, attenzione, il fuoco è qua, porti via le balle di là. È un meccanismo, quindi fuoco qua, freccia via le balle di là, perché notoriamente noi italiani siamo degli eroi. Guarda, c'è un fuoco. Vado io. No, mi sacrifico. Non è così, cioè, non è così, no? Quindi in un secondo... In un secondo ti arriva il messaggio, quindi fuoco qua, via tutto le bolle bruciate. Regola numero 4, norma numero 4, non usare gli ascensori mai. L'ascensore è pericoloso perché se c'è l'incendio fa l'effetto microonde. Sì. No, e anche perché onestamente... Questa ha 9 piani, insomma. Me li brucia. Nono piano. Ottavo piano. Vedi che c'hai la sfiga di beccare quello lì che fa la tournée lì diventa un problema. Seconda pagina, una serie di regole che ci sconvolgono. Regola numero 7, riguarda il momento del panico. La gente corre, panico. Vedi tutta una marea di poliziotti che girano da tutte le parti. Pare che si materializzino anche i village people. Addirittura. Tutti guai, che è il capo indiano. Vabbè, non fare gesti. Lascia perché c'ha le penne, però come capo indiano. Ecco, se ti spingono e finisci a terra, che cosa devi fare? Ti alzi, guardi dov'è il capo indiano e vai dalla parte opposta. No, ve lo leggo. Se si finisce a terra, cercare di avvicinarsi ad un muro e raggomitolarsi con la faccia verso il muro, proteggendo le parti più vulnerabili del corpo. Manca un limone dietro e sei rosolato, pronto. Ma verità,
Ma la seconda è meravigliosa. Qui si raggiunge l'apice del... Se hai piani alti, il fuoco in basso, il fumo sale su per la tromba di scale, non puoi prendere l'ascensore per scendere, devi scendere le scale in base del fumo, e come fai? Scendi le scale... No. Più bolliccio? No. Se si devono scendere le scale in base dal fumo... Attenzione, perché è legge. Percorrerle a ritroso e in ginocchio. Cioè, 9 piani! Cioè, 9 piani all'indietro, in ginocchio, eppure da buliccio! E cos'è Giochi senza frontiere? Ma siamo pazzi, giochi te lo ricordi? Vai, attenzione! 1, 2, 3! Si prepari l'Olanda con gli zoccoli. All'indietro. Giochiamo il jolly! All'indietro. Giochiamo il Firrush, vai!